Buongiorno a tutti ragazzi, peggioramento delle condizioni meteorologiche tra poche ore, quindi vediamo in sostanza che sta succedendo, anche perché davvero questo tempo sta cambiando di continuo, quindi diciamo che cerchiamo più o meno di capire come evolverà la situazione, diciamo, nelle prossime ore ragazzi, quindi vediamo che cosa ci aspetta per la giornata di oggi, quindi diciamo che nella mattinata ci saranno qualche piccole un po' di pioggia, diciamo, soprattutto sulle regioni settentrionali, quindi sul Piemonte e sulla Liguria. Deboli piovaschi ci saranno pure al centro, come la Toscana, diciamo Lazio, Sardegna e Umbria. A sud invece il tempo per la mattinata, ragazzi, si manterrà abbastanza bene, quindi è anche vero qualche piccolo disturbo sulla Puglia e sui settori nord della Sicilia, però tutto sommato oggi qua al sud ancora qui il sole è ben forte, quindi per ora la situazione qua perlomeno in Campania è bella chiara, quindi è ancora estate. Poi nel corso del pomeriggio, ragazzi, ci sarà un peggioramento sulle regioni centrali, quindi diciamo Umbria, Abruzzo, Lazio. Ciao, Avvocatella. Allora, al nord, ragazzi, solo un po' di mattina, quindi non ci sarà, diciamo, tutto questo, quello che era stato previsto per il nord, perché le, come ho detto all'inizio, sono un po' cambiate, diciamo, le previsioni meteo, quindi in effetti è cambiato un... Non lo so, Jasmine, la verità non ho visto, quindi ti dico una bugia, dopo vado a vedere comunque. Quindi in effetti è saltata un po' tutta la previsione settimanale. Ciao Anna Maria, figurati come no. Nelle Marche credo che Cingoli si trova nelle Marche, quindi credo che anche lì sarà nuvoloso, ma forse le Marche non saranno colpite dal maltempo, quindi qua si parla più o meno di Umbria, ma di Marche no, però a finale sì, a dopo controllo, non lo so, in effetti qua danno maltempo poi in serata sul sud Italia, quindi perciò sta Campania, Calabria, in effetti il maltempo, un asteroide in Messico, devo dire, questo non lo no, sapete perché ragazzi? Siccome sono andato come sempre in tribunale stamattina, sono tornato un po', ma più o meno 20 minuti fa, quindi il tempo un attimo mi sono fermato per strada a fare la spesa, diciamo, quindi le compere per mangiare oggi. Oh, eccola qui la signora. Ah. Ti stanno cercando, signora, non ti preoccupare, ti cercano già. Quando vuoi venire, Viale della Repubblica numero 1. Quindi non c'è problema, ti stanno cercando già. Comunque ragazzi, non la pensate a questo, ti do alla fuoco. Eccola qua ragazzi, vediamo, ci sta in diretta così c'ho anche la prova del video, quindi non la bloccherò, la rimarrò così come sta il video, non commentatela ragazzi, quindi mi raccomando non lasciate nessun commento perché questo video lo porterò in tribunale, quindi parliamo di come stiamo parlando adesso normale, quindi normalissimo. Allora ragazzi, come vi ho detto, ci sarà diciamo questo maltempo diciamo al sud Italia stasera però, quindi non stamattina c'è bel tempo. Quindi diciamo c'è l'allerta gialla per la Toscana, quindi come avevi detto tu, sì sì, falla parlare perché così questo video lo mando pure in quest'ora dopo, quindi fatela parlare ragazzi, non la rispondete, non scrivete cose male su di lei, lasciatela stare così, commenta da sola. Allora ragazzi, come stavamo dicendo, quindi allerta gialla per Umbria, Lazio e Abruzzo e su parte della Toscana, quindi potete consultare anche diciamo il bollettino della Protezione Civile, quindi www.protezionecivile.com, quindi potete andare lì a controllare diciamo che cosa ci sta. No, Livia, non la pensate, la signora che sta molestando da un anno e mezzo, quindi
non la rispondete nessuno, fatela scrivere perché io la sto registrando con il cellulare adesso, quindi sto parlando con voi, però la sto registrando, quindi è inutile che dopo, diciamo, può cancellare, diciamo, la sua prova, quindi mi dispiace per lei, ma io sto registrando, diciamo, il video pure, quindi a finale facciamola, diciamo, parlare. Quindi ragazzi, diciamo che il tempo sarà in effetti un po', diciamo, tranquillo, diciamo, a nord stasera e maltempo sulla Toscana e poi sul sud Italia, quindi è cambiata un po' la situazione, quindi, uè Danny, tutto a posto? Grazie Danny. No, no, lasciatela stare ragazzi, io sto registrando, c'ho il cellulare in mano, quindi sto registrando tutto quello che fa perché la signora dopo... Sì, sì, Francesca, stasera pioverà, fortunatamente stasera tocca a noi, dai. Quindi stasera brodo di carne, vai. Quindi stasera diciamo che ci sarà un bel maltempo al sud Italia, quindi stasera possiamo mangiare un po' più caldo, diciamo. Sì, sì, lasciala stare, Danny. Quindi io sto registrando col cellulare queste tutte le sue frasi che sta facendo perché la signora non sa che dopo lei sa che cosa fa, cancella tutti i suoi messaggi e non la troviamo più. Però io ho il cellulare in mano, altro perché ho due cellulari e sto registrando tutto quello che la signora sta scrivendo. Quindi lasciatela stare, fatela commentare perché quindi brava, sì, sì, vai così, forza, vai. Quindi lasciatela perdere, ragazzi. Tanto io manderò questa qua al mio avvocato a festeggiare con le streghe. Allora parla con avvocatella, Francesco. Parla con avvocatella, con l'avvocatella è mezza strega, quindi. Quindi diciamo che è più esperta l'avvocatella, ragazzi, non io. Quindi se parliamo di streghe, lei più di me, io no. Però stasera quindi fate attenzione ragazzi perché stasera diciamo, è la notte dove perlomeno a sud ragazzi si dice che diciamo escono i morti, quindi tutti quanti qua a sud usano fare questa credenza, crediamo che escono stanotte e si ritirano dopo la Befana, quindi diciamo è così che noi crediamo noi del sud, poi anche se diciamo è una cosa così, una credenza popolare, chiamiamola così, non voglio dire che è vero, quindi non dico che è vero, una credenza che pure la nonna della nonna e quindi diciamo è una cosa vecchia, quindi lo credono. No, non ti preoccupare, Danny. Quindi diciamo che è così. Comunque, ragazzi, sì, 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 ma io non lo, guarda, io lo sto registrando proprio perché così dopo posso mandarlo al mio avvocato che ieri ho dovuto mettere l'avvocato di stalking, così si dice, ragazzi, mo, che è una parola, io prima dicevo uno che dà fastidio, però stavolta si chiama stalking, quindi è così, quindi non lo so, uno di Napoli, quindi che è un avvocato buono, costa un pochino, però ragazzi lo abbiamo dovuto mettere per forza, quindi ci dobbiamo, come dire, come quando vai dal dente, ci dobbiamo togliere un dentino per avere giustamente un po' di cose buone, quindi purtroppo oggi appuntamento con un coniglio, ma c'è scassato, ma tutti questi conigli dove ti li stai prendendo? Fammi capire, tu ogni volta sì, sì, al nord te l'ho detto, non è cambiata la situazione, non farà nessuna pioggia, però a giorni comunque arriverà un forte maltempo, quindi sperando che non cambiano di nuovo la situazione, perché qua ragazzi sta davvero cambiando di continuo, non lo so, io a volte credo che il mete non è proprio prevedibile, diciamo, al 100%, quindi in effetti credo che a volte anche l'uomo può cambiare, diciamo, come credo io. Secondo me c'è sempre qualche mano dell'uomo che fa cambiare le perturbazioni perché, diciamo, è strano che quando arrivano i venti che si vedono dal satellite, poi i venti
e d'improvviso si spostano da un altro lato. Boh, sì, sì, ma quello è un po' un casino oggi, come dico io, perché a finale, ragazzi, avevano dato maltempo al nord, poi a centro e poi a sud, quindi questi giorni queste erano le previsioni. Stamattina invece sono tornato poco fa dal tribunale, vado a vedere, diciamo, le previsioni, ragazzi, e è successo che il maltempo che stava passando per il nord è passato direttamente dal centro, quindi diciamo che ha saltato il nord, doveva fare nord, centro, sud, quindi è passato direttamente dalla Toscana a scendere giù, però qui arriverà stasera il maltempo, quindi diciamo che ci sono un po' di nuvole sparse, diciamo, temporali, un po' di qua e un po' di là, ma nulla di qui. Quindi diciamo che sono saltate tutte le previsioni che avevamo fatto noi in questi giorni, quindi diciamo che è così. Quindi diciamo ragazzi che no, purtroppo sono tornato poco fa, perciò non so il fatto del meteorite, come si il fatto del meteorite lì in Messico ha detto Francesco, e poi quello cosa che ha detto Jasmine, che cos'era una tromba, che cosa aveva detto Jasmine, che c'era una tromba marina, che cos'era? Quindi devo vedere queste cose qua, perché io adesso sto tornando dal tribunale, perché l'avvocato giustamente ha chiesto l'archivio, tutto diciamo, quando si chiudono, che si va a fare la causa, no? Lui deve fare, può richiedere tutti, diciamo, come si dicono, aspetta, tutti questi termini strani, come si chiamano? Tutto, diciamo, quello che è stato fatto, preso, diciamo, dal giudice, dal PM, dalle indagini, e quindi devono concludere le indagini. Se le indagini sono concluse, il mio avvocato che viene da Napoli può accedere all'archivio. Quindi, tromba d'aria nel Salento, va bene. Quindi, diciamo che l'avvocato stamattina va a vedere se si sono concluse le indagini. Quindi, in effetti, poi dopo che si è verificato che le indagini si sono chiuse, può cercare tutto quello che è stato fatto diciamo, dalle indagini preliminari. Quindi poi può procedere per, diciamo, si metterà diciamo, di parte civile l'avvocato, quindi anche diciamo, l'igiene mentale si mette da parte civile, quindi alla fine poi si passerà alla fase finale, quindi la condanna diciamo della signora, chiamiamolo così. Quindi la pena, ragazzi, è dai 5 agli 8 anni, quindi per come diciamo si è comportata, quindi diciamo che lei ha violato già l'ordine del giudice una volta, quindi non è tanto buono, quindi già non ha rispettato il giudice, quindi io ci sto lì, all'igiene mentale ci sto, sì sì. Mica è un problema, se uno ha problemi che sono ansioso, quindi non è un problema, quindi però la colpa è delle tue minacce, quindi la causa questa qua del mio stato ansioso è tutta tua, quindi il giudice ti darà, diciamo, la condanna esemplare che tocca a uno come te, quindi dei vicini va a monte, quindi diciamo che il giudice poi ti darà la soluzione, come dico io, quindi ti benedirà e vai a fare un bel viaggetto di molti anni, ma molti anni, quindi una vacanza, chiamiamolo così, ragazzi, la vacanza è più bella dire così, dai, se no diciamo quella brutta parola è brutta. Ma vi ringrazio ragazzi, non vi preoccupate, quindi io ho tutte le prove, anche quando l'ho fatto con voi, quindi io ho tutti i screenshot di tutto ragazzi. Io ho fatto tutti gli screenshot da quando si chiamava il famoso Alessandro Morro, Alessio Morro, e tutti i fake news che lei ha fatto, quindi quando era Gabriel Cargo, vi ricordate? Quindi da lì in effetti sto registrando, protocollando, quindi a voglia che ci sta. Pensa che la cartella mia in tribunale, la signora mi dispiace quando la prende, è proprio grandissima, ragazzi. A volte ha detto, ma ve la porto io perché quello è grande, ragazzi. Ci sono più di 5.000 fotocopie tra chiamate e messaggi
inviatemi, quindi vi immaginate che cartella è, quindi è una bella cartellona, la signora, il pubblico ministero quando viene da me con sta cartella, ho detto signor portate un carrello la prossima volta, così l'appoggiate lì perlomeno, c'è proprio un fascicolo esagerato, quindi l'avvocato stamattina è andato e quindi risolveremo subito la situazione. Arriveranno anche le Iene, quindi già ve lo dico in partenza, quindi Giulio Golia arriverà, quindi usciremo sul canale Italia 1 mi pare, che cos'è? Comunque diventeremo più famosi, dai, un po' più famosi tutti quanti. Quindi aspettiamo Giulio Golia, quindi Giulio Golia ha parlato già, ha detto se non si risolve entro una settimana interverranno anche loro, quindi volevo chiamare e strisciare la notizia, però ho preferito le Iene, la verità, quindi preferisco più le Iene, quindi siamo andati alle Iene, quindi già hanno risposto, quindi verranno qui a Salerno giustamente a chiedere perché. E poi quello ti viene non ti preoccupare, verrà da te Giulio Coria, quindi ti verrà a cercare, può darsi che lui ti trova, eh. Quindi verrà come fa quello di Striscia a cercare quando fanno delle cose delle persone. Quelli sono bravi poi a cercare le persone, sai, quello è capace che ti trova lui e ti dirà perché il Signore lo fa. Ciao Olivia, sì, sì, buon pranzo, ciao, sì, sì. Ragazzi, proprio è ridicolo. Leggete voi i commenti, ragazzi, non posso commentarli io. Guardate, è pazzesco, guarda. Beh, guarda, leggete i suoi messaggi, ragazzi, poi dite che. Ma non lo so. Ma qua secondo me ci vuole un buon esorcista. Ho detto così. Vedi Giuliano, scrivi che io so. Vedi Livia, ma questo guarda non è nulla Livia, eh. Io se ti faccio leggere i suoi messaggi vi mettete paura, ragazzi. Sì, sì, Francesco, lo sto leggendo, sì. No, la guarda. Vedi, se è ripetitiva, guardate ragazzi, è ripetitiva. Da un anno e mezzo che ripete le stesse cose. Quindi più o meno un anno e mezzo, secondo me, alcune fotocopie non neanche stampate perché siccome dice sempre le stesse cose, quindi ho stampato solo la esorcista, ma che la cogna. Ma no, secondo me, no, no, la signora prenderà una barca di anni, ragazzi, fidatevi. Ma vi dico una cosa, ragazzi, questa è una cosa che possiamo dire tranquillamente, no? Io ho avuto tanti amici qua a Salerno che quando sono stati, diciamo, presi, si sono fatti passare, come si dice, ragazzi, che non stavano bene mentalmente, per evitare di andare a fare la vacanza, chiamiamola così, senza dire dove. Quindi per evitare di andare a fare la vacanza, ragazzi, sono, si sono fatti passare un po' per, e sono andati in questi luoghi di cura, diciamo. Vi posso assicurare che i ragazzi sono usciti da lì, ma vi dico una cosa che io mi fa davvero. Io ho visto un mio amico, l'ho detto pure in altri video, che è uscito da lì, ragazzi, un vegetale, ragazzi, non era più incapace di capire nulla. Cioè, prima aveva problemi tutti, però stavolta che quando è uscito da quel luogo lì, ragazzi, era proprio. Ho detto guarda questo per non andare lì si è fatto passare per questo e poi io, allora vi dico una cosa sinceramente, se io dovrei scegliere se andare a farmi la villeggiatura, chiamiamolo così, oppure andare in quel posto lì, ragazzi, io preferisco andare a fare la villeggiatura perché lì più o meno 2, 3 anni, 4 anni esco normale da lì. Invece se voglio farmi passare per quello che non sono, lì ti fanno siringhe di psicofarmaci, ma quintali te le fanno, eh. Quindi dalle un giorno, dalle 2 giorni, un anno, 2 anni, là pure, e vi posso assicurare ragazzi che questo mio amico era come me, quindi una persona, come vi devo spiegare, possente in effetti, grossa, come la me che sono molto forte diciamo, quindi come me era. Eppure ragazzi è uscito da lì
vi dico proprio che il padre piangeva, guardate, proprio è uscito da lì proprio che non serviva, ragazzi, il padre lo doveva dare da mangiare, tanto per dirvi. Quindi non dite male parole, ragazzi, no, 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 perché dopo questo video un pochino lo mando, diciamo, non tutto, taglio solo le scene dove lei dice queste parole, taglio qui, taglio e mando direttamente al giudice, quindi lo mando, c'ho il numero del giudice, glielo mando su WhatsApp, quindi questo è una, come si dice, una prova visiva, prova in diretta, perché lei adesso cancellerà i messaggi, solo peccato che io sto col cellulare in mano, ragazzi, e sto registrando tutto, quindi ho le prove che della diretta, perché sapete che cosa fa dopo? Io chiudo il video e lei va a chiudere l'account, quindi diciamo è così. No, non sto dicendo le chiacchiere, eccolo qua il cellulare, guarda. Il cellulare eccolo qui, ce l'ho in mano, guarda. Sto registrando. Quindi torniamo a registrare, ragazzi, quindi ce l'ho in mano proprio il cellulare perché ti sto registrando tutto. Quindi non sto mentendo, quindi eccola qua, vedete, eccolo qui, guarda, registrazione, guarda quanti minuti sono, 15 minuti, vedi? Vedi? Puoi dire che cosa vuoi tu e dopo puoi anche cancellarli, tanto io già ce li ho, quindi puoi cancellare quando vuoi, quindi non mi importa, ce l'ho già. Quindi ragazzi, diciamo che vi stavo spiegando del mio amico è uscito di lì, ragazzi, proprio fuso fuso. Poi un bel giorno io sono andato a fare una fiera, ragazzi, sono ritornato e il padre l'ho trovato in strada, ho detto come va, sai come non va, ho detto, e piangevo, ho detto ma che è successo? Lui si chiama, ho fatto Don Giovanni, ma che è successo? E dice no Peppe, quello è sbattuto a terra e diciamo è deceduto, ho detto mi dispiace Don Giovanni. E dice no, poi quello l'hanno imbottito di farmaci lì, tu sai che fanno lì. E questo ragazzo purtroppo non ce l'ha fatta, quindi non scrivere nulla, avvocatella, non scrivere nulla. Quindi mi dispiace per questo mio amico che qua di Matierno era come me, anni, la stessa anno mio, quel 76 era, quindi 43 anni. Sono tornato, quando ho fatto la fiera ho trovato il papà perché abitavamo vicino e purtroppo forse saranno stati farmaci, non lo so ragazzi, eh. Comunque quando è uscito da lì, lui doveva scontare una pena di 7 anni. Ha fatto di tutto per farsi passare per quello che non era e l'hanno portato lì. Ha fatto 2 anni ragazzi, ma io mi facevo più 7 anni di condanna, ma non andavo mai in quel luogo, ma non ci penso proprio, quindi se dovrei scegliere oggi o 7 anni di condanna così normale nel villaggio turistico o 2 anni diciamo lì, no ragazzi io preferisco farmi 7 anni dall'altra parte, quindi non ci penso proprio a farmi imbottire di psicofarmaci, quindi non ci penso proprio, scegliere sempre la prima opzione. A me butteranno le chiavi. Mi sa che stai sulla strada giusta proprio per buttare le chiavi, guarda, oh. Stai proprio con proprio messa proprio bene, come dice il giudice, stai messa proprio bene bene. Dice continua pure ancora, dice quello che dice il giudice e continua, non si ferma neanche che possiamo dire vabbè la signora si è pentita, dice no, invece io marcirò, no ma figurati, quindi io reati non ne ho, quindi personalmente non ci posso andare perché reati io non ne ho, quindi mi dispiace, quindi era niente, avvocato, al finale il ragazzo non ce l'ha fatta e il cuore ha ceduto e il padre l'ho trovato e ha detto forse è stato troppo imbottito di farmaci, non possiamo dirlo, però giustamente la legge prevedeva che doveva essere curato, li avevano fatto, quando è fatto il casino, diciamo, lì in carcere, aveva fatto tipo un pazzo e era stato portato come si chiama, il trattamento sanitario obbligatorio, quindi in effetti lì è lo Stato proprio che ti impone il trattamento sanitario obbligatorio, la TSO non la chiamano, oppure non so se al nord la chiamano così, non lo so.
Quindi questo mio amico, ragazzi, diciamo, è uscito da lì proprio distrutto, ma la cosa più brutta è che dopo 4 mesi solo, diciamo, purtroppo non ce l'ha fatta, è sbattuto a terra e non si è più rialzato, quindi diciamo io non stavo qui, stavo diciamo a nord, quindi diciamo che è così ragazzi, quindi la storia è questa qua di questo mio amico e tante persone, guardate qui ci stanno un sacco di persone che non ci provano proprio a fare una cosa così, quindi preferiscono più andarsene direttamente lì, ma ad andare in questi posti dove ti imbottiscono di farmaci dalla mattina alla sera, ma nessuno ci pensa ragazzi, nessuno. Dice che mi devo fare 4 anni, mi faccio 4 anni perché non esiste, vai là, esci davvero proprio... scrivi, scrivi. Tanto sto registrando da 20 minuti a 41 secondi. Vabbè, penso che tutto il video può bastare. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito come sempre. Quindi ragazzi, vi chiedo solo un piacere quando vi... Un solo piacere ragazzi, quando se vi iscrive sotto il vostro canale oppure se vi manda delle, diciamo, delle minacce oppure delle altre cose, non cancellate nulla. Quindi lasciate stare come sta tutto, non cancellate perché io mi vado a fare lo screenshot, quindi lasciatelo stare. Quindi Giuseppe, sto capendo cosa vuoi provare. No, non ti preoccupare Giuliano, guarda, ti giuro la verità, tu su Dio, guarda, io non mento. Vedi tutte quelle cose che dici, un'altra persona si metterebbe paura. Lo so perché giustamente non siamo tutti uguali, ma io sinceramente non ho paura di nessuno, quindi può venire lei con altri 4-5, gliel'ho detto, con me deve venire almeno con 5-6 persone, perché io di forza ne ho da vendere, quindi deve venire da sola, sarebbe quasi, guarda, ridicolo per me, quindi non mi permetterei neanche proprio di... No, da sola chiamerei una signora di qua e faccio subito, io non mi permetterei perché so che forza ho, quindi chi la tocca? Io non ho mai pensato di toccarla questa, quindi già va, a me non mi interessa proprio. Se poi arrivano i, diciamo, i maschi, come li chiamo io, gli uomini, allora è un altro discorso, però le donne, ragazzi, come ho sempre detto, io non le tocco, non l'ho mai toccato in vita mia, le tocco adesso, solo perché mi sta scrivendo due cose di cui non ho paura, quindi può scrivere quello che vuole, l'olocoplasta, come si chiama, qualcosa, io figurati quanto me ne importa, ragazzi. Quindi non sai, io voglio prendere chi sta dietro di lei, quindi in effetti io non ho paura di, diciamo, di lei se viene proprio lei in persona. Lei mi dice che mi manda della gente, allora quando mi vuoi mandare la gente, mandali, non fare solo chiacchiere. Quindi ho capito che tu sei una donna, io non ce la posso. Addirittura in un messaggio mi ha scritto: io con te non ce la posso fare, quindi manderò gente esperta. Ma scusa, ma perché non manda sta gente esperta? No, no, mandali, io sto qua, via, un messaggio, via della Repubblica numero 1, Salerno. Vuoi pure la casella postale 8435, ti basta? Penso di sì, tanto sai dove abito, no? Sono già venuto una volta, quindi non è che te lo devo spiegare io, quindi qual è il problema? Mandali a questi qua. Io ti sto aspettando da un anno e mezzo, quindi quando vuoi vieni. Ho detto così, invece di scrivere, vieni direttamente. Ma non ti sei scocciato di scrivere? Vieni, ti ho detto, non fare le macchiette, la notte scrive, sto dietro qui, sto dietro qua, noi scendiamo giusto per andare a vedere e quella non ci sta mai. Pure ieri sera la polizia girava, ha detto Giuseppe, ma questa se la sonna. E ha fatto un'altra verbale, quindi hanno fatto il giro della perlustrazione della zona e poi esce con la scusa, ragazzi, proprio banale, questa proprio stava nascosta bene. Abbiamo controllato dappertutto, ragazzi, vi giuro. Vabbè, mi stanno chiamando, ragazzi, ciao a tutti.
Oh, aspetta!